E parliamo ora di sport. Il tennis riprende vita con i primi allenamenti della formazione calcistica biancoceleste sotto l'egida del mister Diego Zanin. Tutti i dettagli nel servizio. Hanno avuto il via in questi giorni gli allenamenti della nuova formazione del Treviso Calcio che debutterà quest'anno in seconda divisione Lega Pro. Molti gli atleti che sono entrati a far parte della squadra biancoceleste, come Ala Zattin, Simone Malacarne, Alessandro Beccia ed ancora Rosario Di Girolamo, tutti nuovi atleti portati in casa trevigiana grazie alle trattative che ha visto protagonista il vicepresidente Fabrizio Tasca. Proprio ieri i 20 atleti sono scesi in campo per allenamenti sotto la regia del mister Diego Zanin, prima dell'amichevole con la Fiorentina, una banco di prova, una test di tutto prestigio per la squadra biancoceleste che si disputerà domenica a Cortina. Ben 76 le squadre iscritti alla Lega Pro 2011-2012, dove il Treviso parteciperà al secondo girone comprensivo di 20 squadre. Un team di 20 atleti provenienti oltre che dalle province di Treviso anche da Novara, Bassano, Cremona, Cagliari e Tamai. A noi non resta che fare l'in bocca al lupo al Treviso Calcio. Questo era l'ultimo servizio proposto dalla nostra redazione.